Allora, eccoci qua. Chiedo lei, Presidente, poi anche al Direttore, cosa sta succedendo al settore agricolo per quel che riguarda la Russia? Vi ha compromesso in modo particolare? È vero quel che si dice? Qual è la situazione? La situazione è un po' grave, diciamo, perché noi, come anche qui nel territorio padovano, abbiamo il nostro mercato ortofrutticolo che esportava gran parte dei prodotti del nostro territorio in quel fronte russo. E diciamo che oggi riscontriamo delle realtà tipo nella Bassa Padovana, dove si producono grandi quantità di mele, che il prezzo era insostenibile e sommerce deperibile, quindi una scappatoia, una difesa di questa agricoltura, di questi agricoltori è indispensabile per la loro sostenibilità. La mia preoccupazione maggiore è che l'embargo abbia chiuso il prodotto diretto, ma che facciano transitare il nostro prodotto attraverso magari la Turchia, spacciandolo per prodotto comunitario anziché valorizzare quello che è veramente il prodotto italiano. Cioè entrare in un contesto... Di triangolazione, diciamo, no? E quindi magari dare uno sbocco all'agricoltura, ma non valutare, non dare la propria importanza per la qualità, per la qualità, sì. Forse non lo si vuole dare. Forse non si vuole dare. Noi come politica ci siamo alleati praticamente agli americani e Putin ha chiuso le nostre frontiere e quindi ha chiuso i nostri mercati, è uno sbocco che per noi costa milioni di euro. Ma i francesi non sono stati più strateghi di noi sotto certi profili? Vi risulta niente? La Francia non ha usato strategie un po' più di vie più diplomatiche? Beh, sicuramente la Francia ha usato altri stratagemmi, come altri paesi europei hanno usato altri stratagemmi. Basti capire che la comunità aveva messo a disposizione circa 170 milioni di euro per questa crisi e sono andati tutti alla Polonia, guarda strano, cioè all'Italia non è arrivato niente. Quindi noi siamo... Perché? Perché probabilmente chi stava mettendo in moto la parte regolamentare del regolamento che determinava anche lo stanziamento dei fondi, qualcuno aveva già fatto le domande, cose che ovviamente nel momento in cui sono stati aperti i termini, noi come Italia non eravamo pronti per riferire a questo. Ovviamente ora siamo reintervenuti, sono stati riassegnati ulteriori fondi e su questi fondi c'è la possibilità anche per fortuna per i nostri agricoltori di accedere a questi contributi che sono veramente contributi molto limitati. Altre situazioni europee invece hanno fatto triangolazione o quantomeno hanno spacciato i propri prodotti per altri prodotti e quindi sono rientrati in un meccanismo di mercato diverso insomma, rispetto al nostro. Abbiamo una buona rappresentanza, siamo forti in Europa o contiamo poco? No, la rappresentanza c'è, però bisogna anche sapere di cosa andiamo a parlare. Alla fine chi rappresenta il mondo agricolo deve sapere di cosa parla, oppure talvolta il nostro mondo politico rappresenta chi di quel settore magari ne ha una vaga idea di quello che può essere. Ma soprattutto il problema embargo, la mia preoccupazione più grande è che quando sono entrati gli altri mercati praticamente vieni accantonato come Italia, come produttore e questo è gravissimo nel percorso che andremo avanti a vedere. Quindi quando le battaglie si devono fare, si deve difendere una determinata categoria, determinati prodotti, bisogna farlo subito e non perdere tempo in chiacchiere, faremo domani, dopodomani. Quando bisogna fare bisogna agire, bisogna essere concreti. Non c'è più tempo da perdere. Infatti, ma come ormai si mette sempre in discussione il sistema Europa, l'Unione Europea, eccetera, ma l'agricoltura, sappiamo che poi arrivano anche dei finanziamenti importanti, in questo preciso momento è più, come Italia, è più utile l'Europa o è più deleteria? Ormai siamo entrati in un sistema di comunità europea e quindi a questo non è facile togliersi da questo progetto di euro. Può anche andare bene, però sappiamo che noi riversiamo alla comunità europea determinate somme e ne veniamo a casa con altre. Quindi dico, troviamo un equilibrio. Anche l'agricoltura? Anche l'agricoltura. Anche l'agricoltura soffre di questo handicap e di questo problema. Perché gli non addetti ai lavori dicono a parte l'agricoltura che riceve più di quello che dà? Ma lo daremo sotto altre forme, sotto il forma magari dell'industria oppure del commercio, altre forme, il manufatturiero o quant'altro, prodotti sempre trainanti, settori trainanti per il mondo nostro nazionale. No, perché insomma, questa è una critica che ci fanno, no? Sì, infatti arrivano sempre questi messaggi. Che molto spesso succede, però va chiarito anche, o meglio, va spiegato anche in maniera molto
molto dettagliata la questione. Cioè, se noi pensiamo che gli agricoltori sono solo quelli che producono, vabbè, insomma, allora probabilmente qualche nostro telespettatore ha anche ragione. Però insomma, gli agricoltori, lo vediamo sui consorzi di bonifica, ma non solo sui consorzi di bonifica, anche sulla qualità delle produzioni che noi produciamo, non svolgono solo un'attività di produzione, svolgono una funzione ambientale, svolgono una funzione di dissesto idrogeologico, svolgono una funzione di tutela del territorio e del territorio. Cioè, allora capiamo che questo comunque è un valore per tutti. Oppure, voglio dire, è difficile poi quantificare chi dà più e chi dà meno, perché se io mantengo un territorio, proprio un paesaggio, giro per le campagne e trovo le siepi, giro per le campagne e trovo gli uccelli, giro per le campagne e trovo i lepri, eccetera, perché è in un contesto agroambientale di sostenibilità, eccetera. Ha un costo questo, non è che non abbia un costo, è importante capire questo, e questo costo è importante che sia a carico di tutta la comunità, di tutta la collettività che c'è. Non è solo a carico degli agricoltori, perché è evidente che gli agricoltori, oltre a lavorare 7 giorni su 7, lavorare 15 ore al giorno, non è che possono far di più. Però pensiamo un attimo, chiudiamo questa parentesi e ne apriamo un'altra, vediamo se un territorio in cui non c'è la coltivazione, in cui ci sono i campi incolti, in cui non c'è allevamento, se quello è un paesaggio che a noi interessa. Ci interessa questo tipo di paesaggio? Beh, io penso proprio di no. Io penso che invece sia importante di avere una caratterizzazione del nostro paesaggio, che sia tutelato il nostro paesaggio. Per questo motivo chiediamo con forza che ci sia dato il valore corretto agli agricoltori, un valore giusto di quello che fanno, che non è solo quello della produzione, è un contesto che va al di là della produzione. Assolutamente. Ecco, qui c'è pochi minuti a disposizione. Ritorniamo al discorso dei consorzi di bonifica e spieghiamo anche la correlazione, come mai CIA tiene in modo particolare a questa partecipazione attiva. Perché siamo convinti, i consorzi in origine sarebbero nati come apporto di acqua alla nostra agricoltura, perché sapete benissimo che l'agricoltura senza acqua è difficilmente da fare. Un caso eccezionale quest'anno in cui hanno piovuto circa 70-80 giorni su 100, però anche troppa questa volta, a discapito sempre di chi cerca di produrre e di chi cerca di essere attivo nelle proprie aziende. I consorzi quindi oggi tendono anche a cambiare il loro assetto e non servono solo più per l'irrigazione, ma servono anche per difendere il territorio. Il territorio e l'ambiente, il paesaggio dove viviamo è di tutti, quindi con la cementificazione che è avvenuta in questi ultimi 30 anni adesso ne paghiamo lo scotto e le conseguenze. Ecco perché il consorzio bonifica è importante nella ridisegnazione del territorio, quindi una rimappatura di questo, quindi vedere dove servono dove sono le necessità primarie per ovviare a determinati problemi di inondazione, e quindi crediamo che insieme agli agricoltori si possa fare un bellissimo lavoro sia di rappresentanza e di progettualità per risolvere questi problemi. Assieme nel piccolo delle piccole amministrazioni comunali, i privati, quindi un gemellaggio fra privati, pubblico e enti, in questo caso il consorzio di bonifica, che si prendono la responsabilità di risolvere una porzione di territorio. Quell'altra dovrebbero farlo magari il Genio, il Demanio, il magistrato alle acque, partendo dai grandi canali e trovandoci a un punto di scontro fra i due, ma non di scontro nel senso uno ha fatto un percorso, uno ne ha fatto un altro a ritroso, ci troviamo a un punto in cui sicuramente il problema potrebbe essere risolto. Voi siete comunque pronti perché con Agri Insieme fate anche un sistema unitario, no? Sì. Quindi la volontà c'è, bisogna che anche i cittadini ci mettano certo. Li vogliamo. Li volete, quindi questa è un'ottima opportunità a questo punto. Allora, siamo arrivati al termine, io vi ringraziamo la partecipazione CIA Padova. Per avere le informazioni chiamate CIA Padova, trovate tutti i numeri sul web. Potete mettervi in gioco anche voi, quindi sia che abbiate o che non abbiate comunque esperienza nel settore dei consorzi, perché magari ci dicono non ci capisco niente, non è assolutamente questo un problema, tutte le delucidazioni ve le danno gli esperti della CIA, visto che tutti paghiamo i consorzi di bonifica, tutti abbiamo diritto anche a una partecipazione rappresentativa di un certo tipo, e poi le votazioni ci saranno il 14 dicembre, ma magari ne parleremo ancora, perché certo. Poi ora di metà dicembre tutti si sono dimenticati anche di questa opportunità, no. Intanto ve l'abbiamo già comunicato ed è una cosa importante. Grazie ancora, grazie a voi. Mangiate genuino, mangiate sano, informatevi bene, guardate le etichette, soprattutto cercate di seguire la stagionalità dei prodotti, che fa bene alla salute, all'economia del portafoglio, ma anche naturalmente alla nostra agricoltura che ne ha bisogno. Grazie, buon proseguimento. Grazie.